È una mostra sul concetto di autore, ma anche sul DNA del nostro circolo che ha compiuto nel 2018 70 anni. Una mostra molto complessa che è nata con la collaborazione, la condivisione e il pensiero, un brainstorming di quelli che sono tutti i soci e che ha un senso molto chiaro. Chi è l'autore? Abbiamo preso delle fotografie dell'archivio, circa 200, le abbiamo messe su un tavolo, ogni socio ne ha scelta una e dopo la scelta doveva lavorare su questa fotografia, proprio a plagiarla, imitarla, copiarla, farne qualunque cosa e i risultati sono stati, devo dire, strabilianti, proprio a riprova del nostro originario codice sorgente, che è quello anche dei nostri padri fondatori. Ho deciso di realizzare un collage in movimento in cui lo stesso spettatore sia protagonista e possa creare una storia. Sono tutte foto che hanno un significato importante per me e che volevo condividere con gli altri, ma lasciando la libertà allo spettatore di interpretare e dare una sua visione. Cerco anche di far riflettere magari sul contemporaneo, anche una visione critica se vogliamo, e anche un gioco, perché penso che l'arte debba anche avere questo aspetto ludico. La fotografia in questi 60 anni è cambiata moltissimo, ma è anche intuitivo questo. Adesso abbiamo tutti in tasca una macchina fotografica. Il contemporaneo però è un punto di domanda, perché il web ha cambiato le regole, la tecnologia digitale ha cambiato le regole, ha cambiato anche e soprattutto il modo di vedere. Che autori troviamo in questa mostra? Abbiamo intanto Gino Bugliolini, Paolo Monti, Giorgio Giacobbi, Sergio Del Pero, tutta quella che è Enrico Gigi Bacci, quella che è stato tutto la crème dell'École de Venise, che non esiste più, non può esistere, non sarebbe un anacronismo. Esistiamo adesso noi che siamo dei fotografi contemporanei, che guardiamo negli occhi la fotografia contemporanea, vogliamo capirla, vogliamo assumerla, vogliamo anche portarla avanti ed avanzarla.